Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sedicenne ucciso per errore a Capizzi, nel Messinese, ferito un altro ragazzo. A sparare un ventenne fermato insieme al padre e al fratello che lo hanno accompagnato. Gli inquirenti dicono non era lui la vittima designata. Commemorazione dei defunti a Catania, ricordo dei caduti di tutte le guerre. Ancora chiuso per lavori di restauro il sacrario della chiesa di San Nicolò l'Arena. Grande afflusso di visitatori al cimitero dei Rotoli di Palermo, potenziati i collegamenti con i mezzi pubblici. Mazzara del Vallo, padre e il marito della professoressa morta di tumore che fece scattare l'inchiesta sui ritardi nei referti all'ASP di Trapani. Colpa degli errori di altri, dice. Si chiude il quarto weekend delle Vie dei Tesori a Palermo, visite guidate da Palazzo Francavilla alle dimore del Gattopardo. Calcio, Palermo travolgente al Barbera, la squadra di Inzaghi rifila 5 reti al Pescara e festeggia insieme ai tifosi i 125 anni del club rosanero. E sempre per il calcio, bicchiere mezzo pieno in casa Catania dopo il pari beffa di Caserta. Il mese di ottobre ha regalato ai rossaazzurri ben 13 punti. Vittoria pesante del Trapani 2-1 sul campo del Crotone. C'erano tanti ragazzi ieri sera di fronte a quel bar di Capizzi, stavano aspettando la mezzanotte per festeggiare un compleanno, invece per Giuseppe, 16 anni, è arrivata la morte. Francesco Triolo. È stato ucciso per un errore davanti ad un bar a Capizzi, paese arroccato sui Nebrodi in provincia di Messina. Giuseppe Di Dio aveva appena 16 anni, ha perso la vita nella maniera più tragica, colpito da proiettili che non erano indirizzati a lui. Un altro ragazzo di 22 anni è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale di Nicosia. A sparare Giacomo Frasconà, ventenne, già noto alle forze dell'ordine, adesso è stato di fermo insieme al padre Antonio di 48 anni e al fratello Mario di 18. Lo hanno accompagnato, secondo i carabinieri, in via Roma in auto dove è avvenuta la sparatoria. Frasconà sarebbe sceso dall'auto e si è messo a sparare, voleva colpire un'altra persona con la quale avrebbe avuto contrasti e litigi personali, ma ha centrato Giuseppe che si trovava lì con tantissimi ragazzi, quindi è scappato. Erano le 22:30 e stavano aspettando la mezzanotte per festeggiare un compleanno. L'accusa per i tre è omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, detenzione di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato l'arma del delitto, una pistola con matricola a brasa. Appena un paio di giorni fa la famiglia Frasconà era stata sottoposta a controlli perché sospettata di possedere armi. L'anno scorso alcuni componenti della stessa famiglia sono stati indagati per aver dato fuoco alla caserma dei carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna. C'è sgomento in paese per la morte del sedicenne, un ragazzo timido, bravo e studioso, dice il sindaco Leonardo Principato Trosso, che ha annunciato il lutto cittadino. Su Facebook il ricordo della scuola, l'istituto Majorana di Troina, ogni giorno 28 km di curve e tornanti per raggiungerlo. Si resta sgomenti e annientati dinanzi a tanta crudeltà e al dolore straziante che essa ha generato, ha scritto la dirigente Mariangela Sant'Angelo. E anche la Premier Meloni ha voluto commentare questo delitto. Mi auguro, ha scritto sui social, che la giustizia sia rapida e severa verso i responsabili di questo orrore. Il mio sentito cordoglio alla famiglia e alla comunità sconvolta da questa tragedia. Oggi la commemorazione dei defunti a Catania, come ogni 2 novembre, la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Quest'anno con un sacrario ancora chiuso ai visitatori per lavori di ristrutturazione. Tonino De Mano. Commemorazione dei defunti all'insegna della tradizione a Catania, con la visita al caro estinto preso d'assalto il cimitero di via Acquicella e con l'onore ai caduti per la patria. A San Nicolò l'Arena, autorità civili, religiose e militari si sono dati appuntamento per la deposizione di 2 corone d'alloro, una inviata dal consolato tedesco. Ad aprire la celebrazione il silenzio. Il
messaggio dell'arcivescovo Renna e il commosso tributo del prefetto Signoriello e del sindaco Trantino, presenti i massimi vertici delle forze dell'ordine ed i rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Sacrario dei caduti ancora off limits e transennato per lavori ed aperto per pochissimi minuti, giusto il tempo di rendere onore ai soldati morti in guerra. Ad attendere fuori anche alcuni familiari dei caduti che speravano in un 2 novembre diverso, ovvero di poter visitare un luogo tanto carico di significato, tangibili, amarezza e disappunto. C'è un'amarezza in questo, perché questi lavori che erano stati annunciati 7 mesi fa, un anno fa, ora ancora non sono neanche iniziati. C'è una transenna messa davanti al Sacrario che solo oggi è stata spostata per la cerimonia. È davvero deplorevole quello che abbiamo visto stamattina. Speravamo di poter entrare nel Sacrario, invece assolutamente. Speriamo che la cosa comunque si risolva in tempi brevi, in quanto questo sacrario, come tutti quanti gli altri sacrari in Italia, serve ad infondere il rispetto per le persone che hanno contribuito a renderci liberi ora. Prossimo appuntamento il 4 novembre per la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e con la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. In questa giornata siamo stati anche al cimitero dei Rotoli a Palermo, dove dopo gli scandali degli anni scorsi adesso tutto sembra funzionare. Marco Gullà. Nel giorno della commemorazione dei defunti, cimiteri presi d'assalto a Palermo. Qui siamo al Camposanto dei Rotoli e tantissima gente si è recata sin dalle prime ore del mattino per portare un fiore e un saluto ad un proprio caro. Una giornata speciale. È bello venire e sostare qualche minuto per riflettere un pochettino la nostra vita, l'esistenza. Fa bene venire a trovare i cari. Il comune di Palermo per l'occasione ha pure potenziato i mezzi di trasporto. I cittadini che si recheranno nei cimiteri comunali potranno usufruire di un servizio di trasporto interno, 4 navette di cui una attrezzata per i disabili. L'ufficio servizi cimiteriali ha collocato inoltre bagni chimici in punti strategici del cimitero a integrazione dei servizi igienici già presenti e ha attivato un presidio fisso con ambulanza, infermiere, accompagnatore e medico. Cimitero dei Rotoli che ormai si è lasciato definitivamente alle spalle l'emergenza di qualche anno fa. Ordinato, onestamente, non abbiamo trovato nessun impedimento anche nell'arrivare nelle sepolture, a parte qualche lavoro che stanno facendo di manutenzione, se ho visto bene. Però sì, tutto in ordine onestamente, sepolture, strade, anche gradini, tutto percorribile. Sì, molto meglio, anche il fatto della gestione dell'acqua piovana. Oggi è abbastanza pulito, anche le fontane avevano l'acqua, quindi tutto sommato era decente, proprio pulito. Rispetto agli altri anni mi sembra più pulito, più decoroso, migliorato. Non ne trovo difficoltà quest'anno a confronto degli altri anni, mentre quest'anno penso che sia molto più pulito. Cambiamo argomento, sentiamo adesso la testimonianza del marito di Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazzara del Vallo morta di cancro e che con le sue denunce fece scattare l'inchiesta sui ritardi nei referti all'ASP di Trapani. L'intervista in versione integrale è andata in onda nella trasmissione Il Punto, il servizio è di Simona Mazzone. La malasanità, ancora una volta protagonista del programma di approfondimento giornalistico delle nostre reti Il Punto, dove la storia di Maria Cristina Gallo, la docente di lettere di Mazzara del Vallo, morta di cancro a 56 anni, ha posto l'accento sulle gravi carenze della sanità siciliana. A raccontarla è stato il marito, a pochi giorni dal funerale della moglie, profondamente addolorato per un errore omissivo dell'ASP di Trapani. Al tumore era stato dato troppo vantaggio incolmabile, nonostante la voglia di vivere di mia moglie, nonostante l'affetto della famiglia, nonostante l'impegno dei medici. Il tumore era già diffuso. Maria Cristina forse si sarebbe potuta salvare se la biopsia a seguito di un intervento per un fibroma all'utero le fosse stata consegnata in tempi regolari. Invece il referto medico è arrivato dopo 8 mesi, quando ormai era troppo tardi. Mia moglie ha pagato una serie di errori fatti da altri, una serie di cose non fatte che equivalgono comunque ad un errore. E noi lo abbiamo scoperto per caso che questo ritardo era un ritardo sistematico
Perché? Perché nel momento in cui mia moglie è andata a ritirare i documenti in ospedale, nell'archivio, un impiegato di quell'ufficio, un impiegato tra virgolette qualsiasi, ma lo stupore di mia moglie sul fatto che stava ricevendo un esame istologico dopo 8 mesi, ha mostrato un armadio con dentro dei faldoni, dei fascicoli, esclamando: scusa, ma non pensare di essere da sola, qua ce ne sono altri 3.000 nelle tue stesse condizioni. Incidente nel pomeriggio sull'autostrada Catania-Siracusa dopo lo svincolo di Augusta in direzione Siracusa. 4 le auto coinvolte, si registra qualche ferito. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polstrada di Lentino e mezzi di soccorso. Il traffico ha subito forti rallentamenti. L'aeroporto di Comiso torna a volare e lo fa con numeri incoraggianti. Il primo volo in continuità territoriale per Milano-Linate è partito ieri ed era sold out. Veronica Barbarino. L'aeroporto di Comiso riparte e lo fa con il pienone. Il primo volo Comiso-Milano-Linate di Aero Italia, operato in regime di continuità territoriale e decollato il 1 novembre, è infatti andato sold out. Un segnale importante per la crescita del territorio, che conferma la strategia di rilancio dello scalo, che prevede a tariffa agevolata e fissa per i residenti in Sicilia anche voli giornalieri verso Roma-Fiumicino. Io sono di Catania, sono qui a Comiso per partire oggi stesso. Ho preso il biglietto ieri per partire oggi a Milano e l'ho pagato meno grazie alla continuità territoriale. Anche se c'è voluta un'ora e mezza, un'ora di strada, ne è valsa la pena. Mi sono ritrovato ad avere un prezzo molto vantaggioso rispetto all'aeroporto di Catania, infatti ho deciso di andare a vedere il Milan che appunto gioca stasera. Molto interessante, prezzo sempre fisso in qualsiasi momento. Cose che a Catania purtroppo ancora non abbiamo, quindi potrebbe essere di buon auspicio anche per l'aeroporto Fontana Rossa di mettere la continuità territoriale, perché la trovo veramente fantastica. Dopo mesi di crisi, Comiso comincia a intravedere un futuro più positivo. Il rilancio dell'aeroporto Ibleo, infatti, può fare affidamento anche su nuovi voli per Bologna e Torino, operati da Aero Italia, e da Volotea per Verona. Si attende ora l'avvio delle nuove rotte internazionali che saranno attivate con i fondi della regione siciliana. Nel frattempo proseguono i contatti con Ryanair, che potrebbe tornare a operare su Comiso dopo oltre 2 anni e mezzo di assenza. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri anche con la società di gestione SAC per presentare una proposta di rete che includa sia Comiso che Catania. Da domani fino al 30 novembre sull'autostrada 18 Messina-Catania al via i lavori di riqualificazione dello spartitraffico nel tratto compreso tra lo svincolo di Acireale e la barriera di San Gregorio. In entrambe le direzioni di marcia sarà istituita la chiusura della corsia di sorpasso sia di giorno sia di notte e nel caso di lunghe code sarà data comunicazione attraverso la messaggeria presente sul nastro autostradale e all'ingresso degli svincoli. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Un pitbull ha aggredito e ucciso un barboncino, ferita anche una bambina di 10 anni. È avvenuto questa mattina a Vittoria, nel Ragusano. Il proprietario del pitbull pare avesse fatto entrare il cane nell'area di un campetto per una sgambatura. Quando la bimba col suo cagnolino si è avvicinata all'ingresso, il pitbull è sfuggito al suo proprietario e ha aggredito il cagnolino. La bambina è rimasta ferita in maniera lieve nel tentativo di difendere il suo cane ed è stata medicata in ospedale. Si è chiuso oggi a Palermo il 4º weekend di Le Vie dei Tesori, visite guidate dal Palazzo Francavilla alle dimore del Gattopardo, ma anche un percorso della memoria e della legalità. Orazio Longo. Più di 200 luoghi della città attraversati da visite guidate ed esperienze di riscoperta assieme a 600 giovani esperti accompagnati da studenti delle scuole. A Palermo il 4º weekend di Le Vie dei Tesori. Tesori come Palazzo Marchesi, lo Spasimo, il Teatro Massimo, ma anche il percorso della legalità che passa dalla Casa di Paolo alla Casa Memoria di Peppino e Felice Impastato, il Must 23 a Capaci, la Caserma Lungaro e il Carcere Ucciardone, oggi luogo dove la creatività e il lavoro si intrecciano per costruire percorsi di legalità e speranza. È un modo di dire
la città, innamoratevi della vostra città, coltivate amor proprio, coltivate cura, coltivate rispetto e coltivate amore per una città che a volte può essere complessa, può essere contraddittoria, ma che ha uno spessore straordinario di bellezza. Soltanto nei prossimi 2 venerdì si potrà entrare a Palazzo Lampedusa, mentre in tanti in questi giorni sono corsi a Villa Trabia per indossare i visori 3D e vedere rinascere Villa degli Ella, il gioiello di Basile abbattuto nel 1959. Le vie dei tesori mette in rete istituzioni, enti, associazioni e l'università. Un impegno oramai che dura 19 anni, tra l'altro l'università è di fatto socio fondatore della Via dei Tesori, quindi noi siamo lieti di partecipare anche quest'anno, e quest'anno per noi è un anno particolare perché tenteremo insieme alla Via dei Tesori di trasformare Palermo nella prima città italiana biodiversa. Immancabile la passeggiata sulle tracce del Gattopardo, ma anche dei Beati Paoli, poi lo stagno di Santa Rosalia, Villa Bonocore Maletto e Villa Bosco Grande. Nel laboratorio Gazebo al Politeama, la città di tutti, con i bambini divisi in gruppi a esplorare Palermo attraverso 5 tavoli legati ai sensi. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo poi con la pagina sportiva per parlare della festa del Palermo, il bilancio un po' in agrodolce per Catania e la vittoria del Trapani. A tra poco. Siamo al calcio, Palermo travolgente al Barbera, infligge un 5-0 al Pescara e poi festeggia il suo 125° compleanno. Marco Gullà. Una manita alla crisi, il Palermo vince, convince e si diverte. Nel giorno del suo 125° compleanno batte il Pescara 5-0 e allontana i venti di crisi. Al Barbera Rosanero show, una prestazione più che convincente contro comunque una squadra non proprio esaltante, troppo remissiva e in partita solo nella prima parte del primo tempo. Man of the match Nicolò Pierozzi, autore di una doppietta e un assist per la rete di Segre. A fare festa anche Brunori e Diachitè, 3 punti che permettono alla banda di Inzaghi di risalire in classifica, adesso è 5° posto. Dopo i festeggiamenti con la sfilata di ex calciatori tocca al Palermo quindi non rovinare la festa. Il Pescara però nei primi minuti sfiora in 2 occasioni il gol, prima è Joronen a salvare, successivamente pasticcio difensivo e Augello riesce ad evitare lo svantaggio disimpegnando sulla linea. Dopo la paura, 23° Palermo in vantaggio, poi Giampalo fa sponda per Pierozzi che conclude in porta e gol. La squadra si toglie di dosso paure e incertezze e inizia a giocare a calcio. Nel finale di tempo ha annullato un gol a Pierozzi per fuorigioco di Poyampalo. Nella ripresa però entra Brunori e la formazione siciliana sprinta. Arriva subito il raddoppio Pierozzi, questa volta fa assist e Segre in sacca di testa 2-0. Poi Poyampalo vuole chiuderla, conclusione mirata, ma c'è il palo a negare la gioia al finlandese. 58°, terzo gol rosanero, Pierozzi appostato nell'area piccola sugli sviluppi di un calcio d'angolo insacca facilmente, doppietta e notte magica per il difensore. Poi entra in scena Brunori, poi Giampalo fa ancora assist per il capitano rosanero che prende la mira e fa buca 4-0. Nel finale c'è gioia anche per Diachitè che insacca di testa su assist di Vasic la palla del pokerissimo. Festa al Barbera, il Palermo riparte. Il mese di ottobre si è chiuso col pareggio di Caserta che lascia l'amaro in bocca al Catania, ma l'ha lanciata fra le protagoniste assolute del torneo con le 4 vittorie precedenti. Marco Carli. È stato un ottobre a tinte rossazzurre quasi perfetto, nonostante l'amaro in bocca che ha lasciato il finale di Caserta con i 2 errori che hanno portato al successivo pareggio dei campani, nella notte conclusiva del mese. Non si può però dimenticare che prima era stato percorso netto, 4 vittorie, nessun gol subito e soprattutto gli scalpi di Salernitana e Benevento, conditi da spalti gremiti ed esultanti. Insomma, se si escludono gli ultimi 10 minuti di Caserta, solo buoni pensieri per questa stagione. Certo, la perfezione non esiste e i miglioramenti vanno alimentati giorno dopo giorno sul campo e in società. Si pensa a irrobustire la rosa con un esterno sul mercato di gennaio, ma il Catania è fra le protagoniste e ha i mezzi per duellare fino alla fine e tentare di regalare ai tifosi il sogno da tempo atteso. Il mese di novembre si apre con una partita interna contro l'Altamura che ha pareggiato in casa nell'ultimo turno contro il Cosenza. I pugliesi sono allenati da Davis Mangia, tornato in Italia dopo un decennio ed ex guida dell'Under 21 della Nazionale e del Palermo. Il Catania tornerà ad allenarsi in marzo
martedì. Toscano dovrà fare a meno di Gherardi, che sarà squalificato, e deve valutare gli infortuni di Aloi e Pieraccini. Il primo salterà di sicuro la sfida, mentre per il difensore bisognerà capire cosa emergerà quando verranno verificate le condizioni dell'ex Cesena dopo il problema fisico che l'ha costretto ad abbandonare il campo al Pinto. Successo per 2-1 del Trapani a Crotone. Sentiamo Franco Cammarasana. All'uscita di Crotone il Trapani prova a far dimenticare l'eliminazione della Coppa Italia per mani del Sorrento di qualche giorno prima e ci riesce con questo gol di Francesco Grandolfo che al 97esimo devia di testa in rete un angolo calciato da Canotto. Al 17esimo però il centravanti argentino è pronto su un cross di Zunno a girare in rete la palla dell'1-0. Passa appena un minuto e il Trapani pareggia, servizio di Celeghin per Fischnall che si libera e col sinistro mette dentro a fil di palo. Al 38esimo lo stesso Fischnaller prova a sorprendere Merelli, ma il tiro è centrale. Ripresa noiosa, giocata a ritmi lenti e priva di emozioni, l'unica a tempo abbondantemente scaduto quando Grandolfo regala al Trapani 3 punti d'oro. Calcio 5 è una beffa per la Meta Catania, ci racconta tutto Marco Carli. Una ammonizione costa il passaggio del turno. Meta Catania eliminata con beffa dal main round organizzato in casa al Pala Catania. Grande vittoria per 9-3 con i finlandesi dell'Aka, ma a parità di punti, differenza reti e gol segnati passa la EK Atene per un giallo in meno. Rossazzurri subito sotto con i campioni di Finlandia, prima 0-1 e poi 1-2, ma poi in autorevole rimonta. Il ribaltone negli ultimi 4 minuti del primo tempo con il power play. La ripresa è un assalto nelle fasi finali, ancora con l'arma del portiere di movimento. Dal 3-2 si arriva fino al 7-2, ma per eliminare i greci serviva vincere con 7 gol di scarto. E invece gli etnei si sono fermati a 6 contro il muro finnico alzato soprattutto negli ultimi minuti, quando sul 9-3, che poi sarà il risultato finale, gli etnei non riescono a segnare la rete che sarebbe stata decisiva. Così, in graduatoria, la Meta finisce con gli stessi punti della EK Atene, stessa differenza reti, stessi gol realizzati, ma come detto, per i greci una ammonizione in meno che vale la qualificazione. In casa etnea resta il rammarico per un obiettivo, il passaggio agli ottavi che sfugge, ma anche la convinzione cresciuta durante il main round di un gruppo valido che rappresenta l'elite in Italia e che solamente per una piega regolamentare non è riuscito a entrare fra le big europee. In Serie C un'altra batosta del Siracusa in casa del Giuliano. Nella sfida in chiave salvezza gli aretusei sono stati sconfitti dai campani per 2-1 ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.